Buonasera a tutti, un vivo ringraziamento per la vostra presenza in questa biblioteca prestigiosa, che è quella lucchesiana, per la presentazione del libro di Diego Guadagnino, Tintaro la grua. Ed è la prima volta che l'avvocato Diego Guadagnino presenta un libro qui in questa sede. Chi è l'avvocato Diego Guadagnino? Canicatinese, è un professionista nel campo della giurisprudenza, un affermato penalista. Nel corso della sua lunga professione si è occupato anche di cause di una certa gravità, una certa importanza. Sul mento, il microfono sul mento. Di una certa importanza. Io ho avuto modo di dirgli, quando ho avuto possibilità di conoscere l'avvocato Guadagnino, tu hai sbagliato il mestiere, perché la sua vocazione è la vocazione di un letterato. Siamo quasi coetanei, ma siamo tutte e due canicattinesi. Frequentavamo il viale Regina Margherita, ma non ci siamo mai incontrati nella gioventù. Ci siamo rincontrati per la prima volta qualche anno fa. Tu canicattinese, io canicattinese. Poi mi ha raccontato le sue iniziative culturali che io ricordavo, e così alla memoria mi è venuta la figura di Diego Guadagnino. Come definire Diego Guadagnino? Definire Diego Guadagnino lo si può in questo modo: è un romanziere, un poeta letterato. Perché, a dire il vero, lui mi parlava dei libri che aveva scritto e, occupandomi ormai da più di 25 anni di critica letteraria e dirigendo una rivista di letteratura, Oltre il muro, a me arrivano ogni anno decine e decine di libri, sono romanzi, sono poesie, e ovviamente prima di imbattermi ad una lettura di un romanzo, di un raccolta di poesie, cerco di capire chi è l'autore. Perché questo? Perché un filtro, un critico letterario se la deve dare. Diversamente, nel momento che arrivano 30, 40 libri, 50 libri, come qualche anno fa, e uno le deve leggere tutti, evidentemente non è una fatica secondaria. Il critico letterario, che si occupa di critica letteraria, nella lettura cerca quantomeno, facendo ricerca, di trovare degli elementi che possono aiutarlo nella crescita. Per cui, quando venni a sapere di questi suoi romanzi, di queste poesie, prima di iniziare una eventuale donazione e lettura, incominciai a frequentare telefonicamente, a parlare con Diego Guadagnino. Mi sono accorto che qui ho accanto una delle persone che ha una conoscenza letteraria davvero straordinaria, ha una conoscenza della letteratura europea, francese, italiana, da rimanere ad occhi aperti, a rimanere spalancati,
sorpresi. Per cui quando io ho avuto modo, nel dialogando, di capire chi è l'avvocato Diego Guadagnino, sono stato io a rincorrere ai suoi testi. E devo dire che avendo letto non tutto di Diego Guadagnino, ma alcune opere, i filosofi della quarta sezione, l'Anonimo Canicattinese, che è un testo inedito, la raccolta di poesie Trasmutazioni, Apocrifi e Tindaro la Grua, non mi sono smentito, perché ogni opera di Diego Guadagnino è ricchissima, ricchissima di riferimenti, di letterati, poeti, scrittori, filosofi, che fanno della sua produzione letteraria qualcosa di livello, al punto da dover dire che Diego Guadagnino è un romanziere, un poeta letterario. Se sto facendo questa distinzione, mi sto soffermando sulla figura del romanziere, del poeta letterato, non è un fatto secondario. Perché? Perché devo dire che tante poesie mi vengono date e li leggo dove posso. Anche tanti romanzi mi vengono donati, a volte li acquisto, li leggo, e devo dire che sono romanzi scritti bene, anche dal punto di vista estetico, dal punto di vista dell'intreccio. Però dopo una attenta lettura mi rimane paglia, niente. In Diego Guadagnino la ricerca narrativa o poetica io la definisco come una impalcatura che si regge sulla roccia solida. La sua roccia, la roccia dove lui si costruisce, è solidissima, mentre a differenza di tanti lavori di qualità che arrivano, però sono costruiti sulla sabbia e a volte sulla sabbia mobile, per cui ci vuole poco che una impalcatura crolla, si spalla. Leggere i romanzi e le poesie di Diego Guadagnino significa nel concreto leggere un saggio di letteratura. Talmente gli autori che lui cita sono numerosi e cita il pensiero, fa i confronti, è tutto espresso nella forma, ripeto, della narrativa. Per cui c'è una frase molto bella qui in questo libro dove l'autore, il romanziere, fa una differenza tra libri a portata di mano e libri a portata di scala. Quali sono i libri a portata di mano? Sono i libri che hanno la sostanza, sono i libri che hanno i contenuti, sono i libri in cui, secondo la ricerca che fa il letterato, il poeta, che fa il romanziere, allora ha necessità di andare a consultare, e siccome per consultare deve avere gli strumenti a portata di mano, allora questi libri che hanno un forte
forti elementi letterari sono quelli che noi abbiamo in giro sul tavolo. Gli altri sono i libri vuoti e siccome, scusate l'espressione, a volte non sappiamo a chi donarli, allora li teniamo lì e mi viene in mente una battuta di Monsignor Ginex, che è stato figura di primo piano nella storia del clero agrigentino. Una volta gli dissero a Monsignor Ginex: Monsignore, con la sua preparazione, come mai lei non è diventato vescovo? Allora la risposta, guardate, lui gli rispose intelligentemente in questo modo e gli disse: lo sa, noi siamo come i libri utili si trovano piazza piazza, strada strada, invece le persone inutili si mettono in alto. È una battuta che si ripeteva, ma guardate, quella saggezza di Monsignor Ginex mi sembra che sia valida anche per quanto riguarda la produzione letteraria. I libri di Diego Guadagnino sono libri che devono stare a portata di mano. Con l'avvocato Guadagnino, che ormai dialoghiamo parecchio, perché davvero non conoscevo questa sua straordinaria preparazione letteraria, straordinaria. Certo, abbiamo delle convergenze, abbiamo delle divergenze, ma questo è un fatto comprensibile. Certo, su alcuni punti, a volte, soprattutto per quanto riguarda la metafisica, a volte c'è in un libro, magari questo lo affronteremo più avanti in qualche altra sede, in cui lui presenta una metafisica che vedo spinoziana, ma in un altro libro, il caro avvocato, invece vedo che il modello metafisico è quello aristotelico, tonistico, per cui sono tematiche che magari in qualche altra sede, in qualche altro momento noi possiamo certamente affrontare. Concludo, prima di dare la parola al nostro Don Angelo Chillura, che è il direttore di questa splendida struttura, che io sono stato uno di quelli che, quando ho avuto modo di leggere Tinto la Grua, ho sollecitato l'avvocato Guadagnino: lo dobbiamo pubblicare e lo dobbiamo far conoscere. E siccome ho anche, lo dico qui, ma gliel'avevo accennato, ho l'opportunità di raggiungere giornali a tiratura nazionale come Avvenire, come Corriere della Sera e anche riviste di letteratura, di critica letteraria, io ritengo che questo lavoro, questa opera, queste opere di Diego Guadagnino devono avere altra destinazione. E il mio impegno è proprio per questo, perché chi si occupa di critica letteraria ha il dovere di scoprire e di far conoscere a un pubblico più alto. Detto questo, che mi sembrava doveroso, cedo il microfono a Don Angelo Chillura per il suo saluto e per un ringraziamento per aver accolto questa iniziativa.
mio compito è proprio di dare un semplice saluto senza entrare nella presentazione del libro, perché sono gli altri a svolgere questo compito. Ecco, sono contento di mettere a disposizione, non io, la biblioteca apre le porte per accogliere questa iniziativa di grande valore e di grande espressione culturale. Posso dire è una qualità, l'avvocato Guadagnino, la pazienza. Perché dico la pazienza? Perché la richiesta per fare la presentazione di questo romanzo in lucchesiana mi fu avanzata 4 anni fa dall'avvocato Giuseppe Taippi. Però eravamo nel tempo della pandemia e per 2 anni siamo stati bloccati. Per 2 anni abbiamo ridotto al minimo le attività e le iniziative. 2023 poche cose. 2024 stiamo riprendendo il ritmo normale. Già abbiamo fatto diverse iniziative qui in Lucchesiana. A marzo, 9 marzo c'è stato il convegno sull'intelligenza artificiale organizzato in collaborazione con l'Ordine dei Medici, poi il giorno 6 sabato un altro convegno organizzato dall'Ante sull'intelligenza artificiale, oggi questo incontro e poi nel mese di aprile ancora diversi altri incontri. Cioè stiamo cercando di riprendere le attività a servizio della città. Una delle cose che dico sempre, che ho finito, la biblioteca lucchesiana, la ripeto frequentemente perché dobbiamo prendere coscienza di questo, la biblioteca lucchesiana ha un titolare, è il popolo agrigentino. Pubblico donata. Il vescovo Lucchesipalli donò la sua raccolta privata, lui era un grande uomo di cultura, bibliofilo, ha avuto una raccolta di opere di grande valore. Ecco, prima di morire nel 1765 davanti al notaio Giovanni Giudice volle fare quest'atto di donazione, pubblico donata. Quindi la biblioteca appartiene al popolo agrigentino. Ci sono dei sacerdoti che hanno il compito di gestire, custodire, salvaguardare le caratteristiche di questa preziosa istituzione, però è il popolo agrigentino titolare, io dico titolarità morale di questa realtà meravigliosa. Lo dico perché noi dobbiamo sentirla come nostra questa biblioteca, quindi quando noi organizziamo degli eventi qui in Lucchesiana non è per benevolenza del direttore, ma è semplicemente per coerenza con la natura propria della Lucchesiana. Appartiene al popolo e il popolo deve sentirsi a casa sua, naturalmente cercando sempre di promuovere quelle attività che danno spessore alla istituzione. Ho finito, grazie ancora. Grazie Don Angelo, e lo dobbiamo riconoscere che Don Angelo da alcuni anni si sta davvero spendendo per la biblioteca lucchesiana. Lo posso dire? Si deve dire mettendoci di Pasqua. Ripeto, mettendoci di Pasqua. E noi lo dobbiamo davvero ringraziare, lo dobbiamo sostenere, perché qui lui esprime questo amore verso la cultura. Avendo diverse parrocchie ad Aragona ed essere qui e per di più mettendoci di Pasqua, guardate, solo chi ha un amore straordinario per la cultura può fare queste cose. Bene, iniziamo il primo intervento. Mi sembra doveroso dire ai telespettatori che ci seguono che siete collegati con la biblioteca lucchesiana di Agrigento. Stiamo trasmettendo la presentazione del libro di Diego Guadagnino, Tindaro la Grua. Il libro è in fondo, è a disposizione di tutti, lo inizio a dire perché lo si può dimenticare, al costo di 10 euro. Ma il libro è in alto o in basso? In fondo è di 10 euro anche a credenza, con la rete.
Va bene, lo diremo in modo da non dimenticarlo. Passo la parola al primo intervento, che è del professor Salvatore Vaiana, che è uno studioso del movimento sindacale, ha scritto opere di qualità, uno studioso, e che certamente per quanto riguarda l'opera di Tintoro Lagrua ci dirà delle cose di particolare interesse. Il tempo per intervenire di ogni relatore è di 15 minuti. Prego. Grazie per la parola, grazie ai presenti e grazie a Guadagnino in particolare per l'invito a questa manifestazione relativa al suo secondo romanzo. Io parlerò pochissimo, solo 2 battute, una all'inizio e un'altra alla fine sul libro, sul romanzo, perché a volte capita che quando ci sono più relatori, più interventi, poi alla fine si finisce per ripetere le stesse cose, si annoia il pubblico. Per cui ho pensato, discutendone con l'autore naturalmente, di primo intervento fare un profilo, così un excursus sulla sua formazione culturale, la quale può essere utile per capire questo romanzo, ma un po' tutta la sua opera. Questo un pochettino somiglia molto a quello che diceva Enzo Di Natale a proposito del critico letterario, che quando poi deve, come dire, confrontarsi con un'opera, è chiaro che deve sviscerare il senso profondo del libro, almeno quando si tratta di libri di spessore, non di romanzi di appendice, o anche di ottimi romanzi, di ottimi scrittori, che però insomma non è che si spendano tanto poi per la lavorazione del testo, che quando poi si producono 2 o 3 romanzi in un anno è chiaro che, diciamo, la qualità anche nella profondità del pensiero di un libro comincia un po' a scadere. Dico questo anche pensando al fatto che lo scrittore sia di qualità, ma se ci piace anche a sé evidentemente è chiaro, non dico che un romanzo per scriverlo debba durare 20 anni alla Manzoni, no? Però che si lavori sul romanzo, questo è una cosa onesta e corretta. Guadagnino per questo aspetto è proprio un cesellatore della parola, della frase e del libro nel suo complesso. E allora, io un pochettino, per quello che ho potuto, ho letto non solo le sue 6 opere principali che ora vedremo, ma anche parecchi lavori saggistici, un po' per l'amicizia, un po' perché c'è una consonanza di pensiero, cioè non nasce da nulla anche la lettura, e poi perché mi sono accorto di ciò di cui si è accorto anche Di Natale, cioè la profondità del pensiero dell'autore. E leggendo queste sue opere, così in questi giorni di preparazione dell'intervento, che non mi è stato difficile diciamo, prepararlo, perché già precedentemente scrivendo un saggio che poi è stato pubblicato su una rivista ragusana, mi ero confrontato con il pensiero di Guadagnino rispetto a quello di un poeta spagnolo, Gonzalo Valls Garcia, che per chi conosce diciamo, bene Sciascia è stato diciamo, l'amico di Sciascia tra il 55 e il 65, erano amici, molto amici, anzi è stato proprio Gonzalo Valls Garcia che ha introdotto diciamo, Sciascia negli ambienti culturali palermitani, cioè nell'intelligenza palermitana. Poi questa amicizia, per motivi così molto umani, è saltata e quindi non si sono più rivisti. Poi Alvarez, che è morto 6 giorni fa, quasi centenario, anzi ne approfitto per un mio pensiero
quest'uomo, questo intellettuale di spessore, un poeta molto fine, un saggista, anche lui autore di qualche romanzo, e l'idea di scrivere questo mio saggio sul confronto fra Guadagnino e Gonzalo Albarsi Garcia deriva dal fatto che entrambi, pur avendo diciamo, un trascorso formativo molto diverso, perché l'uno parte dalla Spagna franchista, e Gonzalo Albarsi Garcia è un prete franchista, viene mandato in Sicilia e rappresenta la Chiesa spagnola in Sicilia, no? In Italia, non solo a Palermo. E finita l'amicizia con Sciascia, poi nell'ultimo quindicennio della sua vita diventa intimo amico di Guadagnino. Io ho avuto modo di incrociarlo poi a Gonzales, che siamo stati coautori di un libro, ma su una dimensione diversa, la dimensione storica delle lotte contadine e sindacali di cui parlava. E loro si incontrano su una figura che è centrale nel pensiero di Guadagnino, e un po' traspare qualche cosa anche nel romanzo, e nel pensiero di Gonzalo Albarsi Garcia. E questa persona è Spinoza, Baruch Spinoza. E allora è nata così, diciamo, questa idea, e quindi in qualche modo sono stato agevolato dal precedente lavoro per tracciare la biografia di Guadagnino, sfrondandola evidentemente da quelle cose che ricordavano il rapporto tra i due intellettuali. Allora, leggendo le sue opere, diciamo le parole chiave che io penso di aver individuato nel suo percorso formativo sono due: utopia e spiritualità. Queste due, diciamo, parole chiave, che sono anche categorie interpretative del suo pensiero, li ritroviamo pur con aggettivazioni diverse, anche se gli aggettivi a Guadagnino non piacciono tanto, ma proprio questo tipo di discorso lo smentiscono sul suo, come dire, non ci penso, ma così non considerare troppo gli aggettivi nelle opere letterarie. In questo caso almeno hanno un grande valore, perché questi due termini, utopia e spiritualità, declinate nelle tre fasi del percorso formativo di Guadagnino, hanno delle aggettivazioni diverse. Per esempio, nella prima fase della sua vita giovanile, quella della sua formazione cattolica nella Manegga, dove lui vive, è la formazione, diciamo, quella della tradizione cattolica. Va al catechismo e dalla signorina Graziella impara il catechismo e rimane incantato dalla signorina Graziella, lo incanta, scopre l'amore con Graziella, che è un amore spirituale, non per Graziella, per la spiritualità. Quindi la prima fase è quella del Guadagnino cattolico, nel senso del cattolicesimo, diciamo in qualche modo, non dico inculcato, ma che ci viene dato dai nostri genitori. Dopodiché, nel periodo dell'adolescenza, Guadagnino, che intanto cominciava a non vedere bene, diciamo, la Chiesa come istituzione, perché gli sembra una Chiesa più istituzionale, da pulpito. E questa cosa qui traspare in una sua poesia, una delle sue poesie, le sue poesie giovanili sono inedite, è dedicata a Gesù. Gesù l'eretico che scende dal pulpito appunto per, come dire, predicare l'amore con la vita, Quindi penso che voglia dire poi se lo chiederà lui se può, nel senso della presenza attiva, vitale,
nella realtà, è una presenza che è immediata appunto dell'amore. Ecco, io dico che Guadagnino nasce in qualche modo eretico e l'eresia un po' attraversa tutto il suo percorso di vita formativo, culturale. Quindi diciamo, intanto si avvicina il periodo del 68, delle grandi ubriacature giovanili per il pensiero marxista e diventa un comunista marxista. Ecco, dalla spiritualità cattolica passa all'utopia comunista, l'utopia del sogno di una società egalitaria da raggiungere attraverso la lotta. E la lotta, la prassi, l'azione è qualcosa che gli rimane nel corso delle sue fasi precedenti, delle sue, come dire, percorsi successivi. Anche quando poi non scenderà più in piazza col pugno chiuso a sfilare nelle manifestazioni, lui da intellettuale continuerà a vedere la funzione della cultura anche da un punto di vista del cambiamento, della prassi, dell'azione. Ecco, quindi i suoi romanzi, le sue poesie, i suoi saggi non sono solo finalizzati ad esprimere il suo pensiero e la cosa si ferma lì, ma è un pensiero rivolto all'azione e quindi alla trasformazione della realtà, all'evoluzione dell'uomo in senso positivo. Perché? Viviamo in una età oscura, nel Kali Yuga direbbero, diciamo, gli induisti, una corrente del pensiero orientale che piace molto a Guadagnino, e che quindi dobbiamo, come dire, ognuno di noi dare il proprio contributo per uscire da questa età oscura e quindi andare verso una società, diciamo, migliore di quella attuale, che sicuramente non è quella tecnologica attuale che sta soffocando con la sua predominante tecnologia, con la sua intelligenza artificiale, diciamo, un'umanità dell'uomo, scusate il bisticcio delle parole. La terza fase, quando lui abbandona, dopo la crisi delle ideologie del 77-78, l'ideologia comunista, è il periodo in cui poi si dedica all'avvocatura e quindi l'avvocatura in qualche modo lo coinvolge quasi totalmente, però ci sono dei ritagli di tempo in cui lui legge, medita e riflette. C'è una bella, quasi una metafora della borsa. La borsa dell'avvocato di Guadagnino è una borsa particolare. Potremmo dire anche per spaziare in tinto la grua che è una borsa in cui c'è la cultura giuridica e nello stesso tempo c'è la cultura umanistica, che sono le due culture tipiche, dice lui, anche nell'intervista che ha fatto recentemente, del vecchio avvocato penalista. Mentre l'avvocato penalista di oggi in qualche modo è più tecnico, cioè guarda più alla tecnica giuridica che alla formazione umanistica. In Guadagnino queste due cose, come nel vecchio avvocato penalista, sono presenti, c'è una compresenza. E nella borsa infatti ci sono ambedue le culture, ci sono i fascicoli con, diciamo, processuali e nello stesso tempo ci sono le testi di filosofia, e la letteratura. La teologia c'è pure, perché nello spiritualismo c'è molta teologia pure. Ecco, purtroppo qua i minuti sono quelli che sono, quindi io devo in qualche modo interrompere. Però concludo in questa maniera, che in questa terza fase lui si costruisce questa visione nuova del mondo, alla cui base c'è quello spinozismo di cui parlavamo, quello del Deus sive natura. Che dire,
purtroppo io non blocco. No, eventualmente ci ritorniamo. Sì, sì. Quindi penso che un'altra cosa che posso aggiungere e finisco è che le due correnti di pensiero a cui lui fa riferimento in questa terza fase della sua formazione, assieme allo spinozismo e alla cultura orientale. L'induismo l'ho toccato, ma anche il taoismo, il buddismo, queste sono le sue, più che Aristotele, insomma, penso che siano questi. Vi ringrazio per la pazienza. Grazie, ti ringraziamo anzitutto perché sei stato un minuto prima del tempo previsto. Io penso di no. Vale la pena risentirlo sempre. Ecco, grazie. Vale la pena risentirlo Sì, sempre. bravissimo Salvatore. E beh, se devo dire la mia, nel pensiero letterario e filosofico, qui potrà essere lui poi ad intervenire a chiarire, a me non sembra sempre univoco, perché dal punto di vista poi dell'etica filosofica a volte lo vedo vicino a Spinoza, a volte lo vedo ad esempio vicino a Socrate, e qui ne abbiamo parlato anche parecchio. Ma questo che cosa vuol dire? Che Diego Guadagnino è uno spirito che indaga, un uomo della ricerca, per cui il suo spirito di ricercatore, di studioso, è uno spirito in evoluzione. Bene, adesso passiamo al secondo intervento, quello di Salvatore Nocera Broccia, che leggerà, che leggerà anche alcuni brani del libro. Colgo l'occasione nel frattempo di dire che in fondo, accanto al libro che dovete prendere del costo di 10 euro, che vale la pena prendere perché è un'opera di qualità, ho il piacere di farvi omaggio della rivista di letteratura e teologia. Questa è gratuita, non si paga, perché so che voi prenderete, acquisterete tutti il libro. Grazie. Prego, Salvatore. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti. Già, Beggiamati, ma cosa ci fa dire? No, in realtà so cosa dire. Leggerò pochissimo, ovviamente, avrò poco tempo a disposizione, non vi tederò più di tanto, ma oggi, parlando amichevolmente, conoscendo, che già lo conosco da tempo, Diego Guadagnino, insomma, ho deciso che oggi mi sento un po' invaso dall'anima di Giuseppe Balsamo, conte di Cagliostro, che accomuno con questo libro. Io quando leggo un libro ci entro dentro, cioè se mi suscita delle riflessioni, delle emozioni, dei rimandi a ciò che io ho vissuto come esperienza, mi diverto, altrimenti può essere scritto anche nel modo migliore, non mi dice niente. Giuseppe Balsamo, conte di Cagliostro, mi dice molto, perché è il romanzo nel romanzo di Tindaro la Grua, che mi ricorda anche un altro autore che non c'entra apparentemente nulla, ma che ha a che fare con il teatro, di Antonino Artaud, Il teatro e il suo doppio. E questo romanzo, se romanzo vogliamo chiamarlo, io lo chiamerei qualcosa di più, come dire, è un itinerario esperienziale interiore, oltre che con delle ovviamente competenze che vanno oltre la semplice romanzata vita. Artaud, come dire, questo grande spettacolo, questo grande palcoscenico che è la vita, dove ognuno di questi personaggi, a partire da Attilio Bonafede, recita se stesso, tra virgolette, nel senso di ciò che appare, e il suo doppio, cioè quello che nasconde. Adesso voglio farvi riflettere attraverso 3 piccole letture di una quindicina di righe ciascuno, su questa teoria che io ho colto, cioè il fatto che Conte Cagliostro, quindi l'ambiguità o l'ambivalenza, se preferite, la doppiezza che comunque prevale, là dove ci sono degli aspetti mistici, no? Molto forti eticamente, moralmente, eccetera, eccetera, in realtà nasconde ben altro libertinaggio. Al contrario, dove tutti aspetti invece un atteggiamento non molto così triviale, in realtà c'è invece una dimensione nascosta molto mistica e anche filosofica. E addirittura c'è una terza dimensione, che è il personaggio che secondo me l'autore predilige, ma è soltanto una mia impressione, che si chiama Sarina,
dentro cui queste due componenti non sono nascoste, sono evidenti entrambe, a completare un'umanità molto dolorosa, ma nello stesso tempo molto dignitosa, malgrado la condizione che vive questa Sarina. Il primo elemento è quello appunto dell'apparire mistico, no? Dell'apparire che in realtà nasconde ben altro. Quando Attilio Bonafede incontra per la prima volta Luisa, che è la moglie di Tindaro Lagrua, che vuole affidare all'avvocato Bonafede la pubblicazione delle opere del suo defunto marito, a proposito del fatto che Luisa era appena stata ad Avila, quindi in Spagna, a fare un viaggio spirituale, mistico, di Santa Teresa. Allora l'avvocato fa: lei è una devota della Santa, io ne sono un ammiratore. Un ammiratore? E non solo di Santa Teresa, ma di tutti i mistici. In loro, secondo me, c'è il punto di vista matematicamente esatto per vedere la falsità dei dolori di cui l'uomo quotidianamente si lamenta. Se adottassimo tutti quel punto di vista, la vita subirebbe la più grande rivoluzione mai avvenuta. Il fatto è però che la moltitudine non lo comprende affatto, e se lo comprende lo ritiene fuori della sua portata. Si è mai chiesta, per esempio, perché la gente va più a Lourdes che ad Avila? Se la mettiamo in geografia, il vero luogo della guarigione non è a Lourdes, ma Avila. Ma lei ha visto il fervore che c'è a Lourdes? Forse lei non c'è mai stato. Lo vada a vedere, ne vale la pena. Le assicuro che è qualcosa di assolutamente inimmaginabile. E Attilio risponde: quello non è fervore religioso, è desiderio di guarigione del corpo, mentre il cammino spirituale di Santa Teresa è cammino di guarigione dal corpo. E questa è la prima dimensione che mi ha fatto molto riflettere. La seconda dimensione, che poi è una relazione, anche quella secondo me, proiettiva di un doppio, che è quella dell'autore, oltre che quella del protagonista, con il direttore della rivista dentro cui Attilio lavora, e da cui si aspetta un atteggiamento, Attilio si aspetta da questo direttore un atteggiamento un po', come dire, un po' farfallone, no? Visto che la famiglia è andata via, ha mandato via la famiglia per questioni di famiglia eccetera eccetera, lui è rimasto a casa da solo e invita a cena questo ragazzo che vuole, come dire, diventare letterato, giornalista eccetera. E quando arriva a casa questo ragazzo, il direttore è solo a casa, si aveva fatto un beau de resto, cioè pensava che il direttore avesse approfittato dell'assenza della famiglia per farsi, come si dice in italiano, i fatti de so. E invece non è affatto così, cioè quello che appare, no? Anche qui una dimensione doppia, qualche cosa che apparentemente sembra così leggero, in realtà nasconde invece una filosofia, una moralità molto più importante, esattamente come espresso da questo monologo sul sesso, che è molto casto, devo dire, indipendentemente. Il monologo del direttore: il sesso che non ci dà pace se non lo assecondiamo, il sesso che ci imbriglia con le sue catene sottili, invisibili, pesanti. Ebbene, il sesso deve essere vissuto fino in fondo, ma bada, con lo scopo preciso di liberarsene. E qui si fermò con pausa da teatrante, forse per assaporare la sorpresa che, indovinando, supponeva in me. Quindi riprese: il sesso in realtà è un mezzo di cui si avvale la vita per riprodursi, ma questa è un'evidenza sotto gli occhi di chiunque. Quello che invece solo a pochi riesce a rivedere è che questo irresistibile strumento demiurgico continua a essere tale anche dentro di noi, sì, mentre ci tormenta nelle fibre e ci procura quella stupidità ormonale a cui gli uomini soccombono, convinti di valorizzare la loro esistenza al massimo delle sue possibilità. Fece un'altra pausa, stavolta fissandomi negli occhi come a volerci ficcare i concetti che veniva enunciando. Sì, il sesso è un mezzo per elevarsi in direzione della parte superiore e potenziale dell'uomo, è una scala per salire, e quando sei arrivato dove dovevi la puoi abbandonare, te ne puoi liberare, non ti serve più. Tenerla ancora significherebbe sprecare inutilmente l'opportunità di crescita spirituale che la vita ti offre. Come vedete, anche questo è esattamente la dimensione opposta, cioè laddove appare qualcosa che invece nasconde un doppio. E finalmente, e finisco, e mi taccio, e me ne vaio, la terza dimensione che io ho colto, insomma, ho messo qua, io di solito i libri che leggo li distruggo quando ci entro dentro, prendo appunti, scrivo, faccio orecchiette, insomma, faccio anche, però come un modo per viverlo, insomma, no? A proposito di Scala, insomma,
il senso come elevarsi, no? Chissà se diventa inutile poi quando arriva in alto, non lo so, dipende poi. E ora è giunto il momento, uso le parole dell'autore, non è bisogno di parlare. Questo è un personaggio che a me fa riflettere, non tanto perché mi piace come personaggio, percepisco, come dire, un modo per riunificare entrambe queste, come dire, per disvelare questa ambiguità e trasformarla in umanità, dove l'uno e l'altro aspetto convivono contemporaneamente in maniera aperta, in maniera visibile, con gioie e dolori di cui questa persona sa farsi carico. E ora è giunto il momento di parlare anche di lei, di cui fino adesso ho taciuto e di cui d'ora in avanti non potrò fare a meno di raccontare, di Sarina. Questo personaggio mi commuove, tra l'altro, mi commuove tanto. Di darle in queste pagine l'entrata che merita, con gli applausi della memoria e la gratitudine del cuore. Cominciai a frequentarla mesi dopo che Flora si era dileguata dalla mia vita, lasciandola sconvolta e tormentata dal pezzone del desiderio. Anche quando la senatrice Merlin non aveva ancora tradotto in legge l'eponima riforma del suo mandato socialista, Sarina riceveva in casa i clienti. Le prostitute che non mettevano piede nei bordelli costituivano in genere i lembi estremi della categoria, o troppo belle o penosamente mediocri. A Sarina, che non era mediocre, senza tuttavia sforare in una avvenenza d'alto bordo, all'occorrenza non sarebbe mancato un posto tra quelle che facevano il giro con settimanali, comparse in diversi paesi della Sicilia, sempre che il suo spirito indipendente ne avesse avuto voglia. Ma non è questo ciò che conta. La più o meno riuscita fusione dell'amplesso non è questione che abbia a che fare con l'estetica delle forme, l'avevi capito negli anni. È un fatto di animale magnetismo tra due esseri, e quando succede è un miracolo che cerchiamo di giustificare col mistero di uno sguardo, con i tratti di un viso o con la conformazione anatomica di un corpo. Con Sarina quel miracolo si era verificato al primo incontro. Grazie. Grazie Totò, sempre straordinariamente splendente, complimenti. E prima... Ho scelto bene, Sì, per carità. E prima di concedere il microfono a Beniamino Biondi, ringrazio Totò perché ha finito 3 minuti prima. Grazie. E prima di cedere il microfono, con l'avvocato, con Diego Guadagnino, visitammo una cartolibreria, una libreria, eravamo a Palermo, e in questa libreria, cartolibreria centralissima, aveva tantissimi prodotti, tanti testi per i concorsi, pochissimi testi di letteratura, pochissimi, ma non solo. Quei testi cui noi ci siamo formati erano totalmente assenti. Di questo degrado, mi permettete, qui il libro ne fa una denunzia, quanto fa dire all'autore: la gente non vuole pensare, la gente vuole essere divertita e nulla la diverta più del sangue. La gente vuole essere divertita. Vedrai come la letteratura si metterà sulle orme della mia rivista, snobbata e disprezzata dagli intellettuali, con la puzza sotto il naso. La nera assoggetterà gli scrittori, che si adegueranno sempre più alle leggi del mercato, e le loro opere non avranno più vita di quante ne abbia una copia della mia rivista. Lo scrittore
sarà il primo conformista, cessando di pensare controcorrente. È un libro che aiuta a prendere coscienza, è un libro che aiuta a prendere coscienza, perché qui non è tanto difficile a capire le letture che Guadagnino ha fatto di Pasolini e di Sciascia, che avevano già pensato quale sarebbe stato il futuro della letteratura o della pseudo-letteratura. Quando una affermata scrittrice pubblicamente dice io scrivo quello che mi chiedono i lettori, io ho detto: guardi, lei non ha capito nulla della letteratura. Può avere tutto il successo di questo mondo, ma lei della letteratura non ha capito nulla. Pensate, un Leopardi che andava a scrivere le poesie solo perché al mercato gli suggerivano cosa scrivere. Non ha capito nulla della funzione della letteratura, e purtroppo devo dire, questa è un'occasione, ecco perché queste opere vanno lette, apprezzate, perché le case editrici, non entro nel merito, scrivono, pubblicano quello che il mercato vuole. Il libro di Guadagnino è un invito alla presa di coscienza. Cedo il microfono, io mi sono permesso di questa parentesi perché Salvatore ha terminato qualche minuto prima. Che sapevo, ne approfittavo io. E cedo il microfono a Beniamino Biondi, che non ha bisogno di alcuna presentazione. Se le presentassi sarebbe un'offesa, perché lo conosciamo tutti. Mi permetto soltanto di ricordare ai telespettatori che siamo nella biblioteca lucchesiana di Agrigento per la presentazione del libro di Tindaro la Grua, autore Diego Guadagnino. Beniamino, anche te i tuoi 15 minuti. Grazie, buonasera a tutti. Io mi ero fatto già il conto, 3 su lui, uno l'altro, di averne 19 minuti, invece mi tocca averne 15. Mi hai rubato i 3 minuti che avrei voluto prendere. Allora, io parto proprio dalle ultime cose che ha detto Enzo, nel senso che lo vediamo, lo vedete, come oggi sia difficile scrivere, perché in realtà, diciamo, al di là della retorica che possiamo fare, dei libri non importa sostanzialmente più niente a nessuno, a livello almeno, diciamo, di ordine sociale generale. E quindi per converso interessa molto alle persone, agli studiosi, alle persone che leggono, ai piccoli cenacoli che si creano anche intorno ai libri, però a livello più complessivo, prima citavi Pasolini, Sciascia, quel tipo di condizionamento di queste figure, se anche oggi ci fossero, e non ci sono, quindi, ma se anche oggi ci fossero, non avrebbero quel grado di condizionamento straordinario che avevano in quegli anni. E del resto probabilmente non ci sono, perché è venuto meno anche quel grado di rapporto con la società, per cui oggi Pasolini potrebbe essere Saviano, e Saviano non è certamente Pasolini, anzi, diciamo, è proprio un contraltare assoluto, insomma, quindi è la negazione, diciamo, in termini assoluti, la copia non brutta, proprio direi deteriore di quello che è stato Pasolino, di quello che è stato Sciascia. Questo dimostra in effetti il tempo difficile anche dei libri, e lo dimostra anche dal punto di vista educativo. Tu parlavi dei libri che si compravano a Palermo, dell'università, mi ha fatto venire in mente che in effetti quando io studiavo all'università a Palermo andavo a comprare, come tanti che hanno studiato a Palermo, in corso Vittorio Emanuele, ancora oggi ci sono le bancarelle di libri, e ne compravo tanti, a prezzi tra l'altro ragionevolissimi, c'era ancora la lira, quindi figuratevi. La cosa che mi inquietava e sulla quale riflettevo, ho continuato a riflettere sempre, è che trovavo molti libri lasciati da studenti di lettere, e questa cosa mi
mi faceva riflettere sulla proiezione che in termini educativi avrebbe avuto poi, avrebbe comportato nel tempo futuro. Cioè a dire, uno studente che studia linguistica e compra il trattato di linguistica generale di Ferdinand de Saussure e lo va a vendere dopo l'esame, non sarà un buon docente, sarà certamente un docente pessimo e quindi educherà male o non educherà, che forse è peggio ancora, non educherà delle persone o le educherà male. Cioè una persona che studia mettendosi immediatamente nelle condizioni di essere un analfabeta di ritorno, perché si chiama analfabetismo di ritorno. Quindi si è analfabeti, si può leggere, si può scrivere, si può essere laureati, ma si può essere al contempo analfabeti. E quindi oggi, diciamo, la presenza degli analfabeti di ritorno è enorme. Questa premessa perché tu mi ci hai fatto pensare, ma per dire che oggi scrivere è una forma straordinaria di resistenza, lo si fa per rispondere a se stessi, anche a rischio di grandi sacrifici personali, familiari, di tempo libero, di tante cose, anche di solitudine. Come diceva Pasolini, per scrivere bisogna avere anche molta solitudine e anche cercarla. È però comunque una forma di resistenza che ha i tratti della necessità. Allora, in questo libro di Diego, voi lo leggerete, Enzo ha detto più volte che costa 10 euro, quindi costerà 10 euro, lo comprerete al pacchetto a 10 euro con in omaggio la copia, diciamo, di oltre il muro. È immediatamente il libro di una persona colta, lo si intuisce immediatamente leggendo, al di là della trama, lasciatela anche stare, potrebbe piacere come non piacere, può diventare persino secondario. Però è immediatamente il libro di una persona di cultura, cioè di una persona che ha delle dinamiche intellettuali precise, che si intersecano perfettamente con grandi suggestioni, con grande sottigliezza di pensiero, con grande raffinatezza di linguaggio. Tutto questo nel libro si coglie e probabilmente il valore aggiunto di questo volume è il fatto proprio che utilizza lo schema, la forma del romanzo giallo sostanzialmente, non è un poliziesco, diciamo che è un romanzo giallo. I romanzi gialli sono romanzi semplici che molti uomini di cultura hanno utilizzato sostanzialmente come pretesti letterari, tant'è che sono stati Todorov, che è stato un grande, diciamo, formalista gusto, ne ha codificato sostanzialmente, ha codificato il genere del romanzo giallo, che è un romanzo estremamente semplice perché ha una struttura, ha un'ossatura elementare, una sorta di telaio, lo potremmo chiamiamolo telaio narrativo, estremamente elementare, che però molti scrittori hanno utilizzato anche per dire delle cose serie, molto serie. Uno di questi ovviamente è Sciascia, ma ce ne sono tanti altri. Sostanzialmente Diego fa la stessa cosa, prende questo schema del romanzo giallo e lo utilizza per farne una sorta, io vorrei dire, diciamo, non è stato citato, la sensazione che ha dato a me questo libro è la sensazione del racconto filosofico, del conte philosophique lo chiamavano i francesi. E sostanzialmente mi sembra che l'orizzonte concettuale di questo libro si inserisca perfettamente, almeno per il mio giudizio ovviamente, ultra soggettivo, all'interno di questa definizione del racconto filosofico, e per essere ancora più valido questo racconto necessita proprio di una forma apparentemente elementare come quella del romanzo giallo. Lo accennava anche Totò prima, nel libro ci sono sostanzialmente, il libro è diviso al centro da un secondo romanzo, che è l'opera rinvenuta da questo giovane avvocato convocato dalla vedova di Tindaro la Grua per mettere ordine fra le sue carte. La signora trova delle carte, chiama questo giovane avvocato, che anche ha un atteggiamento dubitativo inizialmente sul perché venga chiamato lui. Aveva scritto un libro di poesie che l'avvocato defunto aveva apprezzato, quindi probabilmente era stato chiamato, diciamo, a seguito di questo apprezzamento che la vedova aveva colto. Per raccogliere tutte queste carte si intreccia un rapporto immediatamente, diciamo, complice con questa vedova, di una complicità fatta di un erotismo anche molto evidente nel libro, molto magnificamente esibito anche in alcuni passaggi. Nasce questo rapporto durante, diciamo, una di queste notti d'amore. L'avvocato si alza per preparare una causa e trova, diciamo, in un baule, in una libreria, adesso non ricordo, trova un manoscritto molto più ampio di quelli che la vedova gli aveva dato e prende questo manoscritto, anzi lo sottrae, perché è una vera e propria sottrazione. Ora, parlare di un libro così è difficile perché io in realtà vorrei dirvi un po', diciamo, anche come finisce, ma in questi casi non bisogna fare spoiler e quindi cercherò, sebbene è difficile perché
diciamo, non è semplicissimo parlare non raccontando diciamo, alcuni elementi, ma io diciamo, insomma, voglio essere generoso e quindi cerco di non dire niente. Questo libro è importante ed è proprio l'elemento centrale. Intanto è molto bello perché cambia anche la scrittura, è il libro che Diego scrive per mano diciamo, di un altro autore e quindi si modifica la scrittura fra le parti, la parte iniziale e finale del romanzo e quella centrale. Questo è anche un escamotage diciamo, necessario, ma che in fondo lui avrebbe potuto anche, lo scrittore probabilmente nemmeno riflette diciamo, su questi passaggi linguistici, in realtà lui l'ha fatto perché nel momento in cui deve scrivere dentro il proprio libro, il libro scritto da un altro, deve cambiare anche il linguaggio e lo cambia diciamo robustamente, quindi è come se noi leggessimo in realtà un libro scritto quasi da due autori, quindi è una sensazione estremamente interessante. La storia di questo libro, di questo secondo romanzo contenuto all'interno, è la storia appunto di un ragazzo, poi alla fine del volume si scoprirà diciamo, chi è questo ragazzo, si comprenderà meglio il ruolo che anche ha all'interno di tutta la vicenda, con passioni letterarie, umanistiche, giornalistiche e che sostanzialmente vuole scrivere un libro su Cagliostro, che è il centro, ma io lo definirei diciamo centro simbolico del libro in qualche maniera. Ora tutti voi conoscete diciamo, Cagliostro, non fosse altro che siciliano e chi va a Palermo può anche visitare la casa in centro storico, diciamo, nel centro storico più fumoso diciamo, di Palermo, il più degradato, c'è ancora la casa di Cagliostro e lo conosciamo anche per il fascino che questa figura ha donato alla storia europea, non soltanto siciliana, quindi di grande eresiarca, di mistico, di taumaturgo nelle migliori delle ipotesi, di avventuriero e di cialtrone sostanzialmente e di truffatore nella peggiore delle ipotesi, quindi un personaggio diciamo di ambivalente e doppio, ma doppio in maniera quasi ontologica, cioè era una sorta di doppio assolutamente perfetto, tant'è che quando lui rilascia qualche anno prima della morte una dichiarazione sulla propria vita, dice io sono colui che è una frase famosa di Cagliostro. Quando gli chiedono ma lei chi è? E lui dice io sono colui che sono sostanzialmente l'identità, perché questa la frase è straordinaria. Io sono colui che significa io sono un'identità e un'identità non ha sostanzialmente una spiegazione possibile in termini assoluti, perché è fatta di talmente tante cose, di talmente tante negazioni, moltiplicazioni, deviazioni eccetera, che in fondo l'unica formula saggia per dire noi chi siamo non è altro che questa che ha utilizzato Cagliostro, che peraltro era sì palermitano, ma in fondo il Cagliostro palermitano avrebbe potuto non essere Cagliostro, perché anche da studi recenti, due mi pare portoghesi, padre e figlio che hanno scritto questo libro, dicono in realtà il Cagliostro palermitano era il sosia utilizzato, diciamo un poveraccio che hanno preso e recitato bene, per interpretare Cagliostro, quindi una storia di un ulteriore doppio, la storia di Cagliostro, la storia del doppio sul doppio. Ora Cagliostro è certamente esistito, era palermitano probabilmente no, può essere diciamo anche questo influente, è influente però dal punto di vista del libro di Diego, ecco perché ho detto è un po' l'elemento simbolico di questo volume, perché Cagliostro aveva certamente una caratteristica che ce lo rende, diciamo, che lo rende un personaggio diciamo ambiguo ed estremamente affascinante. Doveva certamente avere, per quello che ci raccontano le cronache, io lo potrei definire un enorme, spaventoso magnetismo personale, perché vedete il carattere può avere delle spiegazioni anche da un punto di vista psicologico, ci sono delle cose però che sono le energie delle persone, che è il magnetismo di una persona, che non ha spiegazioni. Tra uomo e donna può accadere a un livello anche intimo, sessuale, anche vorace, fra uomo e uomo può accadere anche in termini appunto di, talvolta anche di paura, gli uomini che hanno paura di altri uomini. È un elemento però che si coglie ed è un elemento talvolta prepotente che rende anche affascinanti, belle e sfuggenti le persone che di solito lo possiedono. Cagliostro era certamente un uomo che aveva questo enorme, straordinario magnetismo, quindi un temperamento appunto sfuggente che lo ha reso diciamo l'uomo che è stato nella storia. Potremmo fare un esempio un po' più recente, Rasputin. Chi diciamo conosce Rasputin era un ignorante
era un ignorante, non aveva studi, era una sorta di mistico primitivo, non aveva nessuno studio. Rasputin è riuscito a governare la Russia, a gestire il destino, a condizionare il destino della Russia, dello zar e della zarina. Cioè Rasputin ha assunto un potere enorme ed era un uomo primitivo. Però aprite un computer e guardate l'espressione di Rasputin, fa paura solo nelle fotografie, cioè vedere la fotografia di un uomo di 100 e più anni fa in una fotografia oggi incute terrore, e sono le fotografie originali, quei volti magnetici che hanno spesso i russi anche di, come posso dire, di anaffettività assoluta, che spesso hanno come tratto caratteriale. E quindi questo elemento di Cagliostro nel libro è sintomatico, perché è un volume appunto che racconta l'identità, la falsificazione dell'identità, ma poi si scoprirà essere in realtà una vera e propria sostituzione dell'identità. Quindi non è un rapporto con un sosia, come avrebbe potuto essere. È altro riferimento in fondo russo, perché ha letto il Sosia di Dostoevskij, che è un libro straordinario, forse il libro che racconta l'idea anche del sosia nella letteratura. Qui è qualcosa di diverso, perché è un'identità sostanzialmente sostituita, ma lo si scoprirà alla fine, che apre appunto questo varco di interrogativi su che cosa sia questo doppio e cosa sia l'identità attraverso il tema del doppio. Ora in fondo noi siamo ad Agrigento, è sempre quasi un destino, ma è un destino felice che molti libri non possono avere anche una sorta di origine anche pirandelliana. Poi siamo alla biblioteca lucchesiana, quindi ancora di più, e soprattutto non per il fu Mattia Pascal, ma per Uno, Nessuno e 100.000, che probabilmente intanto è l'opera forse narrativa più innovativa di Pirandello, perché fa uso del monologo interiore, quindi anche dal punto di vista della lingua forse l'opera che meglio si è aperta anche al Novecento. Perché tutta la vicenda di Vitangelo Moscard, di come lui viene mal colto dalla moglie, perché è la moglie che trova delle differenze in lui, trova un'altra identità, quindi non è un percorso che lui compie in autonomia. Lui viene visto, viene percepito dagli altri in maniera differente, fino a quando non fa, diciamo, un abbandono assoluto e radicale, moglie, figli, famiglia, abbandona tutto per poi finire nell'ospizio che lui stesso, diciamo, aveva costruito e voluto, cioè di essere sostanzialmente nessuno, e in quanto nessuno di poter finalmente avere la sua identità, perché in fondo nessuno è colui che ha l'identità di tutti, quindi non ne ha zero, in realtà le ha, è un po' come quel gioco fisico della ruota dei colori, quando si gira diventa bianca, quindi il bianco è la somma di tutti i colori dal punto di vista fisico. Dal punto di vista dell'identità e certamente della narrativa, il non avere nessuna identità, l'averla perduta, irrimediabilmente perduta, equivale anche a poterle possedere tutte. E quindi, diciamo, e concludo davvero, il senso proprio del libro è questo, è l'interrogativo sulla identità. E dico che è pirandelliano perché si rifà molto a certe cose di Pirandello che noi purtroppo agrigentini, diciamo, che lo amiamo, però spesso, diciamo, lo decliniamo, devo dire, anche molto male, nel senso che noi raccontiamo sempre questo Pirandello dei volti e delle maschere, che è una fandonia, diciamo, assoluta, che non sta né in cielo né in terra, nel senso che a noi sembra sempre che Pirandello rappresenti l'essere umano, l'uomo, con un volto, e su questo volto si applicano delle maschere, e questa è la visione, diciamo, potete darmi conferma che è la visione convenzionale che di solito viene data. È una visione che non sta né in cielo né in terra, perché intanto non ha nessuna attinenza proprio con le opere di Pirandello, ma Pirandello è molto più radicale di questa, tutto sommato, lasciatemi dire, anche elementare banalizzazione della maschera e del volto, perché per Pirandello il volto non esiste, per Pirandello esistono solo le maschere. Ma le maschere non sono fittizie, le maschere sono delle rappresentazioni laterali della nostra identità. Noi abbiamo tante maschere perché possediamo tante identità per condurre la nostra vita, la corda pazza, la corda civile, tutto quello che sapete. Dobbiamo mettere in equilibrio queste maschere, ma non esiste il volto in Pirandello. Pirandello è un esempio straordinario di ponte, diciamo, con l'irrazionalismo. E lo fu in tutta la sua vita, nella sua vita privata, lo fu nella sua vita politica, perché Pirandello fu fascista, sì, fu fascista, indubitabilmente,
però possiamo dire indubitabilmente che Pirandello fu nei fatti anche un antifascista, dal punto di vista come autore, come scrittore non lo era affatto. Quindi vedete, il doppio in Pirandello è sempre presente. Ora, non esiste il volto e poi ci sono le maschere, che è veramente una cosa sciocca. In Pirandello esistono tante maschere che sono queste identità, per cui Diego in questo libro, attraverso la vicenda dell'avvocato defunto, termino davvero, dell'avvocato defunto non fa altro sostanzialmente che cercare di raccontare l'identità. Perché il giovane protagonista del romanzo centrale non riesce a terminare il libro su Cagliostro? Io mi sono dato una spiegazione. Diego non scrive a lungo intorno a questo romanzo non finito, però in realtà a me sembra un passaggio importante. Non termina il romanzo su Cagliostro perché in realtà il romanzo su Cagliostro è impossibile, perché un romanzo sull'ambiguità identitaria è un romanzo impossibile. E non terminando il libro su Cagliostro, in fondo il protagonista poi reale del romanzo non riesce nemmeno a raccontare la propria identità, che è estremamente difficile e che lui raccoglie attraverso un sistema, che era un sistema anche questo molto sciasciano, delle piccole tracce. Se voi leggete saggi di Sciascia, che sono belli, grande narratore, ma devo dirvi grandissimo saggista, c'è l'amico Pippo Di Falco sul fondo, che è diciamo il direttore di casa Sciascia, colui che l'ha creato. Sciascia è stato un grandissimo saggista, però aveva una caratteristica, era non sistematico, partiva sempre da delle cose minute, da dei fatti piccoli, elementari. Un po' ad esempio in filosofia Walter Benjamin è stato un po' lo stesso, il saggio su Kafka parte da 2 o 3 elementi apparentemente minimi. Sono quelle persone diciamo non sistematiche, però hanno delle epifanie di pensiero, delle intuizioni straordinarie. Sciascia partiva un po' dalle stesse intuizioni, come anche Pasolini partiva da cose minime. E Sciascia faceva i suoi assunti storici, le sue costruzioni storiche, nascevano sempre da questi elementi minimi. Allora Diego fa la stessa cosa, non parla di grandi architetture identitarie. Lui prende piccole cose, ci dà piccoli accenni, piccole tracce, e attraverso queste piccole tracce cerca di decodificare come sia possibile appunto dare seguito ad una identificazione identitaria. E del resto credetemi, è l'unico, ho davvero finito, sei punitivo, lo so, ma diciamo così ancora qualche espressione mi guarda con gioia e quindi mi auguro diciamo davvero 30 secondi, non farò il mio secondo intervento dopo. E lo fa, vi dicevo, in modo interessante perché non è un modo scolastico anche di raccontare la storia di sé. Noi ogni tanto quando parliamo anche di storia, di grandi architetture storiche, facciamo sempre affidamento all'idea dei documenti. Diciamo sempre, ma la storia si fa con i documenti, la storia si fa con i documenti, che è un'altra cosa falsa, perché la storia non si fa con i documenti. Talvolta si fa attraverso la microstoria, che sono le cose, il dottore Cardinale, diciamo, avendo passioni, interessi comuni, talvolta si fa anche con elementi anche di pensiero, talvolta si fa raccontando e raccogliendo le omissioni, ma soprattutto si fa in un altro modo che è fondamentale. Si fa decodificando i documenti, perché i documenti sono importanti, ma vanno decodificati. Ma voi pensate che se leggessimo 20 anni di documenti del fascismo avremmo la storia? Voi pensate verosimilmente che se leggessimo 20 anni di documenti, di regime, troveremmo la storia d'Italia? Non c'è nulla della storia d'Italia in quelle pagine, non c'è assolutamente nulla, perché nulla falsifica come il testo e come la scrittura, falsifica meno l'oralità, ma la scrittura falsifica perché già l'atto di scrivere è un atto di organizzare il pensiero e quindi organizzandolo di falsificarlo. Quindi la storia è la decodificazione delle cose, non è il documento, il testo che si prende. Queste sono diciamo altre sciocchezze. Allora è davvero chiuso. È come se questo processo storico all'interno però ovviamente diciamo di un'esigenza narrativa, Diego Guadagnino lo utilizzasse per raccogliere questi frammenti, filtrarli alla luce della sua cultura che è davvero amplissima, leggendo il libro anche dal punto di vista diciamo filosofico e delle scienze sociali che credo lui diciamo abbia letto in gran numero, per cercare di raccontare questa identità. E però credetemi, alla fine l'identità è impossibile, ma questa non è la sconfitta del libro o dello scrittore, in realtà è probabilmente l'ammissione di veridicità possibile sul fatto che l'identità, scioglierla, in realtà è impossibile per ciascuno di noi, non soltanto sugli altri, ma intanto e soprattutto su noi stessi. Grazie.
Grazie Beniamino. L'intervento di Beniamino Biondi ha contribuito davvero, lo dobbiamo dire, a avere questo interesse nei confronti del libro, e mi sa, caro avvocato, che le copie che abbiamo portate sono davvero poco, perché adesso lo prenderanno tutti. E no, lo prenderanno sul serio. No, com'era quella là? No, allora, devo dire che un grazie a tanti amici che sono venuti anche da altri paesi. Vedo amici che sono venuti da Favara, da Casteltermini, sono venuti tanti anche da Canicattì, perché Diego è di Canicattì, e questo fa piacere, questo affetto, questa amicizia nei confronti del nostro Diego Guadagnino. Bene, l'intervento di Beniamino Biondi ha anche un altro valido contributo, perché ci ha detto che il testo di Guadagnino alla fin fine è ricchissimo di letteratura e di filosofia. Si può con il suo pensiero magari discutere, essere d'accordo o meno, però non si può non riconoscere questa sua solida preparazione. E dunque cedo a questo punto il microfono all'autore, che dovrà anche rispettare i suoi 15 minuti. Sì, grazie. Innanzitutto io devo ringraziare tutti voi che siete venuti, ringraziare primariamente Don Angelo Chellura per l'ospitalità di questa splendida cornice della biblioteca lucchesiana, ringraziare i relatori, il professore Salvatore Vaiana, il professore Enzo Di Natale, Beniamino Biondi e Totò Gerafracci. Fatti i ringraziamenti, a questo punto io non posso entrare, diciamo, nelle interpretazioni del mio libro, perché un autore non può, a un autore è impedito entrare in questo territorio, perché non gli appartiene. All'autore appartiene l'intenzione con cui scrive il romanzo, con cui scrive un racconto, come lo racconta, dopodiché ha finito. E stasera qui il relatore mi hanno vivisezionato e io stoicamente ho dovuto, diciamo, ascoltare le cose peraltro interessantissime che hanno detto tutti, ma non posso dire nulla. Quindi non entrerò, diciamo, non aspettatevi interpretazione del libro. Vi posso però, perché qualcosa la devo pur dire per fare pubblicità, perché considerate che il mio è un intervento puramente pubblicitario del libro, vi devo intrigare a leggerlo, e quindi devo dire delle cose che vi possano spingere alla lettura del libro. Bene, innanzitutto cosa devo dire? Mi viene in mente, attraverso l'esperienza dei libri che ho scritto e poi le cose che mi sento dire, una categoria di pensiero che viene applicata alla storia, con una espressione un po' difficile, ma ora vi dico che è molto semplice in realtà, perché a volte i teorici cercano di fare un po' di fumo: l'eterogenesi dei fini della storia. Cioè, che cosa significa con questa parola così, eterogenesi dei fini? Che la storia a volte si propone determinati obiettivi, determinati orizzonti, però poi i posteri si accorgono che invece il risultato è stato un altro. Ebbene, così è stato con i miei libri, c'è stata l'intenzione, quello che c'era nella mia intenzione di scrivere questi libri, e poi invece hanno avuto degli sviluppi. E quindi ecco l'eterogenesi dei fini applicata anche. Qual era la mia intenzione? Per esempio con i filosofi della quarta sezione. Io ho avuto questa esperienza. Cioè nei filosofi della quarta sezione, molto semplice, che cosa era? Io volevo fare una critica a un certo andazzo che prendeva la politica in Italia. Infatti la quarta sezione cos'era? Era che c'è un paese, un grosso paese,
siciliano, dove ci sono 3 sezioni del Partito Comunista. E siccome a un certo punto certi compagni si accorgono dell'andazzo che prende la vita delle sezioni, dove non si discute più di politica, ma si gioca al biliardino, alle carte, ci sono tutte queste cose, tranne parlare di politica. Allora quei compagni di buona volontà ne fondano una 4ª sezione. Ecco perché si chiamano i filosofi della 4ª sezione, perché in questa nuova sezione del Partito Comunista erano vietati tutti questi giochi, tutti questi, non c'era biliardo, non c'era una parte, eccetera, ma si discuteva di letteratura, si discuteva di filosofia, peraltro c'era anche la commissione dei pensieri, perché i compagni che avevano dei pensieri meritevoli di essere portati alla conoscenza degli altri, allora li presentavano alla commissione, e se la commissione li promuoveva c'era la bacheca dei pensieri. Ebbene, io devo dire che quel libro poi, il tempo, lo ha caricato di significato, perché non che ci sono oggi le sezioni dove l'andazzo, la politica viene degradata, sono state chiuse completamente, non si discute più di politica, e questo è praticamente un attentato alla democrazia. Lo stesso ora con il romanzo Tintero la Grua. Nei filosofi della 4ª sezione c'era il personaggio principale che era un geometra e quindi un tecnico che, pensate un po', si metteva lui volontariamente a studiare il latino per leggere Spinoza, per leggere l'Etica di Spinoza in latino, nell'originale, perché Spinoza l'ha scritto in latino. Qui invece noi abbiamo un tecnico che va verso la cultura umanistica, qui invece abbiamo la cultura umanistica che viene distrutta dalla tecnica, e quindi ecco l'avvocatura. E io stasera, visto che qui con grandissimo mio piacere vedo la presenza del Presidente D'Angelo, del Presidente Cardenale, che sono stati miei interlocutori per una vita, anche dell'Avvocato Quattrocchi, dell'Avvocato Rossello, dell'Avvocato Campo, è stata una grande gioia per me vedere, perché l'Avvocato Taibbe, no, perché i giovani, vedete, no, io mi riferivo, ho fatto questi nomi perché il romanzo segna un cambiamento che è avvenuto all'interno dell'avvocatura, tra il vecchio penalista che riusciva a fondere bene, e me ne potete dare atto, la cultura umanistica, la cultura giuridica, e diciamo la nuova tendenza che è quella praticamente che si deve essere tecnici. Ma questo noi ci viene presentato come un progresso, come un arricchimento, quando invece è un impoverimento. Leggendo il romanzo, io non mi voglio anticipare, vi accorgerete che ciò che conta, ciò che forma l'uomo, e una volta formato l'uomo può venire qualsiasi, qualsiasi professionista, è la cultura umanistica che è la base principale di tutto. E noi vediamo venir meno questa base principale e diciamo che è un progresso, perché oggi si è prettamente tecnici, quando invece questo è un impoverimento, è praticamente, come dire, sempre un attentato alla cultura, alla identità. Ora, questo romanzo, Tintero la Grua, è stato pubblicato nel 2020, ho fatto solo una presentazione a Modica, poi c'è stato il lockdown, quindi c'erano delle difficoltà tecniche, non si è fatto, e quindi, ma è pubblicato nel 20, ma era stato già ultimato, l'avevo scritto 7 anni prima, per cui allora ancora non si parlava, cioè questo si capiva insomma che la cultura umanistica veniva meno nelle professioni. Oggi questo progresso, chiamiamolo così, è andato molto avanti. Oggi si parla addirittura di cancellazione della cultura, uso il termine in italiano, la cancellazione della cultura. Vengono modificati i libri, si chiudono, praticamente ci sono libri che vengono messi all'indice nelle università, e tra questi libri c'è Shakespeare, c'è Dickens, ci sono quegli autori che sono stati la base della nostra formazione, che sono la base, che sono ormai, come dire, il sale della cultura occidentale. E noi salutiamo veramente, o assistiamo passivamente a questa barbarie, o la salutiamo addirittura peggio come un progresso. Ecco allora che questo romanzo, io vedo, per la tematica che affronta,
che col tempo acquista, diciamo, ispessisce il proprio significato, come dire, arricchisce il proprio messaggio, ringiovanisce. Ringiovanisce perché? Perché più tempo passa più attuale diventa. E questo è quando è che un'opera, qua io non voglio fare del narcisismo letterario dell'autore che parla della propria opera, però si misura così attraverso questi effetti, diciamo, la vitalità di un'opera. Quando un'opera, attraverso il tempo, non solo non invecchia, ma ringiovanisce, perché altrimenti oggi noi non dovremmo più leggere né Don Quixote, né l'Iliade, né l'Odissea. Invece sono libri che riescono a parlarci anche attraverso i secoli, anche attraverso il tempo. Ora dico, io ho avuto questa esperienza che scrivendo questo romanzo non pensavo a tutte queste cose, e ora vedo che col tempo invece il romanzo diventa un messaggio. A cosa pensavo allora? Qual era l'intenzione agli inizi, diciamo, quando io mi sono messo così a progettare questo romanzo? Io pensavo a una parola che adesso è scomparsa dal nostro vocabolario, perché anche il nostro vocabolario quotidiano, guardate, si è impoverito come si è impoverita la nostra vita, impoverimento dal punto di vista spirituale. C'erano parole che, diciamo, quando io, nella mia giovinezza, che erano correnti, come la parola utopia, come la parola autenticità della vita, autenticità dell'esistenza. Di questo nessuno più parla, perché oggi, vedete, i nostri padroni ci hanno imposto altre urgenze, altre paure. Oggi abbiamo paura della guerra, della fame, dell'intelligenza artificiale, di tutte queste cose. Mentre allora, che eravamo più liberi, avevamo più spazio in senso culturale e spirituale, pensavamo all'utopia, ma non come una favola, l'utopia qualcosa campata in aria, ma l'utopia era l'orizzonte ideale di perfezione a cui bisognava tendere per dare il massimo di se stessi nel presente. Questo è il senso dell'utopia. È lo stesso di autenticità, quando si parlava di autenticità dell'esistenza. Bene, Tintaro la Rua, io mi proponevo un personaggio in cui non c'era proprio, che, diciamo, inseguiva l'autenticità, ma come risultato arrivava al fallimento. E questo è il paradigma di tutta la grande letteratura. Se voi leggete Proust, Kafka, Joyce, quelle che sono, diciamo, i pilastri della letteratura del Novecento, vi accorgete che nel momento in cui fanno un bilancio consuntivo della propria vita c'è una parola: fallimento. Fallimento rispetto a che cosa? A quello che si proponevano inizialmente, a quello che erano i programmi di vita, e quindi poi che diventa una delusione. Bene, Tintaro la Rua è un personaggio che ha una grande vocazione letteraria, che vuole fare lo scrittore, eccetera, e poi finisce per fare l'avvocato. Ma voi ora penserete, ma c'è qualcosa di autobiografico. Ora veniamo pure a questo aspetto un po' morbosetto, ma è giusto, no? Ma che io vi illumini 5 minuti. Va bene. Anzi, ve lo dico subito. Il mio rapporto con l'avvocatura. Io sarei ingrato se oggi dicessi: per me l'avvocatura è stata veramente, mi ha rovinato la vita, perché io all'avvocatura devo molto. Perché? Vi dico perché. È vero, io non volevo fare l'avvocato, è stato un amore difficile, però sono gli amori difficili quelli che fanno la nostra educazione sentimentale. Se voi riflettete, un amore facile non ci insegna niente, e invece un amore difficile è quello che ci fa crescere sentimentalmente, che ci fa capire tante cose, ci abitua all'introspezione, ci abitua all'attenzione nei confronti dell'altro, a studiare l'altro. Questo è l'amore difficile, e per me l'avvocatura è stato così, un amore difficile. Volete un'immagine che mi veniva in questi giorni, mi veniva in mente un aneddoto di Modigliani. Una volta è stato chiesto a Modigliani, che aveva davanti a un sottopinto, a un quadro, dice: maestro, ma perché ha fatto questa donna con un occhio chiuso e l'altro aperto? Perché Modigliani dice: semplice, uno guarda dentro e l'altro guarda fuori. Perfetto, così ho fatto l'avvocato. Con un occhio che guardava fuori e un altro che guardava dentro. Io non ho mai smesso
l'osservazione, l'interesse umano. In un libro che è Il fabbro e le formiche, che è diciamo, dedicato a un grosso penalista, un grande penalista del foro di Agrigento, Domenico Cigna, io ho, allora questa immagine di Modigliani non l'avevo pensata, ho diciamo, usato una espressione così per suddividere gli avvocati, li chiamavo avvocato di genere gnostico e l'avvocato di genere alimentare. Allora, l'avvocato di genere alimentare è quello che dice è pane, si fa per campare, e si ferma lì. L'avvocato di genere gnostico invece, gnosi che cosa significa? Significa conoscenza. È l'avvocato che usa quella professione, quel contatto con i clienti, con i giudici, con l'altro, lo usa proprio per capire, per avere una più ampia visione, una più profonda conoscenza dell'esistenza, della vita. E quindi diciamo è stata questa una fissazione che mi ha accompagnato per tutto il tempo della professione. Inoltre dicevo, la professione che cosa mi ha dato? Innanzitutto una cosa, guardate, mi ha liberato della naturale velleità giovanile, perché quando siamo giovani siamo molto velleitari, vogliamo raggiungere gli orizzonti senza i sacrifici, senza eccetera. E invece attraverso quel lavoro, attraverso la professione, io mi sono liberato della velleità, di quella dose di velleità che abbiamo tutti quando siamo giovani. Idris Shah, un maestro sufi, africano però viveva a Londra, è morto nel 97, ci diceva, guardate, se voi cercate la saggezza, non cercatela tra i professori universitari, tra gli accademici, perché è gente che se scrive un libro di critica, scrive un libro su Shakespeare, dopo un anno dice vabbè ho sbagliato e ne scrive un altro, dove dice l'opposto. Voi la saggezza la dovete cercare in quelle attività dove gli errori si pagano amaramente. Ecco allora per me l'avvocatura è stata una scuola di vita, una scuola di pensiero, una grande scuola di formazione. Per cui oggi queste sono le parole che io posso spendere, perché leggendo questo libro si può pensare che l'avvocato Guadagnino si è liberato di tutti i sassolini che c'aveva nella scarpa nei confronti di questa professione che odiava. Non è così. Voi leggerete qui, ci sono delle pagine molto ironiche sugli avvocati, c'è un capitolo che è la relazione sulle toghe illustri del nostro foro. E c'è una certa ironia così eccetera, ma c'è questo sottofondo però, c'è questo sottofondo di odio e amore per l'avvocatura. Tant'è vero che anche Tintaro la Rua finisce per fare l'avvocato. Voglio dire un'ultima cosa, qui nel risvolto di copertina che ho scritto io ovviamente, si parla di un individuo, di un personaggio che insegue l'autenticità e alla fine diventa vittima della propria impostura, perché fa l'avvocato sente un impostore perché fa qualcosa che non corrisponde alla sua vocazione e quindi, come dire, declina un fallimento. Bene, anche su questa parola fallimento bisogna un po' riflettere. Perché? Perché le vite riuscite, le vite che hanno grande successo, se voi parlate poi con questa persona da vicino, vi accorgerete che è una persona che spiritualmente ha poco da dire. Se voi parlate invece con un fallito, e quando dico fallito ci metto anche a Marcel Proust per esempio, come si sentiva lui alla fine, ha una ricchezza spirituale, una ricchezza interiore, di una profondità abissale. Questo che cosa significa? Che il mondo dello spirito, come dice Kierkegaard, è un mondo di paradossi, dove il successo diventa insuccesso, il successo diventa povertà, diventa la vita facilitata che non ti insegna niente. L'insuccesso e il fallimento invece, come dire, ti apre gli occhi sulla realtà e ti rende spiritualmente superiore agli altri. Io vi ringrazio nuovamente, è stato veramente una bella esperienza incontrare tante belle persone, ricordavo poco fa coloro che mi sono stati colleghi e interlocutori per una vita, nella vita professionale. E grazie e buonasera a tutti. Grazie avvocato, grazie Diego, grazie.
È stato un pomeriggio, come vedete, molto veloce negli interventi, ricchi di contenuti. Vi ringraziamo tutti.